Dopo un'annata in cui Carlo Ancelotti ha cercato di trasmettere tutta la sua esperienza calcistica ai giocatori del Napoli, quest'anno le cose si stanno facendo molto complicate. Il club arriva infatti da 8 partite consecutive senza una vittoria e proverà a centrare i 3 punti nel prossimo impegno in programma sabato contro l'Udinese. Un momento così tragico dal punto di vista dei risultati che si somma al malumore di gran parte dei giocatori. Il risultato? Tante voci intorno al futuro dell'allenatore partenopeo. Il suo contratto scade il 30 giugno 2021, ma il Napoli si è riservato la possibilità di un diritto opzionale irrevocabile di recesso entro il 31 di maggio, che prevede il pagamento di una penale da 500.000 euro. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha risposto così a un giornalista che gli chiedeva se Edin Dzeko sarà in grado di giocare domani contro l'Inter. Sì, Dzeko ha allenato oggi con noi, non ha allenato gli altri giorni, ma oggi ha fatto l'allenamento con noi e è pronto per giocare. Sono due in una buona condizione fisica, tanto sia Perotti sia Mkhitaryan sono pronti per giocare domani. E l'altra domanda di Kluivert. Kluivert ha fatto l'esame, l'esame è negativo, non ha nessun problema, ma ha fastidio e non va a giocare. In casa Inter in molti si preparano a tifare Udinese per i prossimi impegni in campionato. No, non è uno scherzo, ma soltanto pura realtà. In particolare la dirigenza nerazzurra spera che i friulani possano mettere punti salvezza in cascina nelle prossime partite prima del mercato invernale. Il motivo? Se l'Udinese si trovasse in una buona posizione di classifica sarebbe decisamente più semplice arrivare a Rodrigo De Paul, il rinforzo chiesto a gran voce da Antonio Conte per puntellare il centrocampo nero-azzurro. Ma se il primo problema con cui Marotta e Ausilio devono fare i conti riguarda i punti in classifica, il secondo è invece di natura economico. L'Udinese si aspetta un'offerta intorno ai 30-35 milioni di euro, la cifra potrebbe abbassarsi con qualche contropartita, ma fino a questo momento, oltre a Di Marco e a Goumet, non si sono fatti altri nomi. Una coppia potrebbe essere tornata insieme? Guardando i social network parrebbe proprio di sì. Di chi stiamo parlando? Raffaella Fico e Mario Balotelli. Una storia pubblicata dalla Showgirl e ricondivisa dall'attaccante del Brescia insospettisce tanti fan che da tempo sperano nella riconciliazione. Negli ultimi tempi la napoletana ha difeso l'ex compagno. I due per molto tempo si sono lanciati numerosi attacchi sui social network, adesso però sembra essere tornato il sereno. La foto diffusa dalla Fico in cui viene immortalata tra le braccia di Mario Balotelli lascia spazio a poche interpretazioni, dalla tregua ad un vero e proprio ritorno di fiamma. Forse Raffaella e Mario torneranno ad essere una coppia.